E rientriamo, amici di Verde a Nord-Est, dopo la sigla qui da Milano, dalla fiera, anzi la Borsa Internazionale del Turismo. Siamo insieme a Marino Finozzi, che è l'assessore al turismo e alla promozione della Regione Veneto. Allora, assessore, è un piacere ritrovarla qui, fuori dai nostri confini regionali, per presentare il meglio della nostra offerta turistica. Sì, siamo presenti alla BIT quest'anno con forma diversa rispetto agli altri anni. Gli altri anni era un'impostazione molto legata alla promozione, molto legata all'immagine. Oggi abbiamo questa impostazione molto commerciale. Qui abbiamo tantissimi operatori che hanno portato il loro pacchetto, la loro offerta. C'è una sorta di B2B, come si dice, incrocio offerta e compratore. E sono molto contenti, io li vedo molto attivi, vedo sempre i tavolini pieni di gente, di operatori, questo ci fa piacere, vuol dire che la fiera serve sì per farsi conoscere ma anche per fare un po' di attività commerciali che non guasta. Allora, questa non è solamente una vetrina, assessore, qui ci sono workshop, ci sono presentazioni di importanti progetti come quello che riguarda la convegnistica, il congressuale in Veneto. Certo, siamo stati riconosciuti come unica regione, quindi prima regione ed unica, che si è organizzata in forma regionale. Abbiamo istituito ancora nel 2011 convention bureau provinciali, abbiamo aiutato le nostre strutture che organizzano meeting, convegni e quant'altro a mettersi assieme, poi nel 2012 abbiamo costituito il tavolo di coordinamento, nel 2013 abbiamo istituito questo network regionale che ha come simbolo la città di Venezia, perché sapete, insomma, Venezia è sempre un ottimo, importante brand e marchio che ci fa riconoscere in tutto il mondo. Questa è un'attività molto importante perché al partecipante di un meeting, di un convegno, oltre che presentare la struttura, presentiamo anche il territorio che sta attorno a queste strutture. Sono circa 350, alcuni di questi sono ospitati all'interno di dimore storiche, di ville, quindi contesti molto particolari, oppure quelli che sono i grandi, importanti sale convegni che le nostre fiere ospitano. Quindi accontentiamo il piccolo convegno da qualche decina di persone e i grandi congressi con migliaia di persone. E il turista che partecipa a congressi qui in Veneto ha delle caratteristiche particolari, è un turista che spende. Sì, infatti da un'indagine che abbiamo svolto di recente, rispetto ai 60-70 euro che lascia sul territorio il turista balneare, il turista che partecipa a un meeting invece lascia quasi 200 euro al giorno, quindi immaginate qual è la differenza di ricaduta sul territorio. Ovviamente chi partecipa a un convegno, a un meeting non disdegna il fatto di andarsi ad acquistare una bottiglia di vino, un capo di abbigliamento di marca, l'oggetto legato all'artigianato artistico, il prodotto enogastronomico, quindi questo dà un volume molto importante di attività di contorno al meeting. Assessore, importante, lo sappiamo, il progetto della Regione Veneto riguardo il turismo accessibile. A che punto siamo? È soddisfatto del lavoro svolto? Sono soddisfatto soprattutto per l'attenzione che c'è da parte degli operatori su questo tema. Il 3, 4, 5 di aprile ci sarà la fiera Gitando Hall, l'unica fiera sul turismo accessibile in Europa che si svolge a Vicenza. Anche in questo caso organizzeremo all'interno di questa fiera un meeting molto importante. Assessore, altro progetto, quello riguardo la Pedemontana Veneta, questa nuova area turistica che la Regione Veneto ha individuato. Anche in questo caso le chiedo a che punto siamo, se c'è ancora da lavorare e in che modo. Abbiamo chiuso il novembre scorso un bando importante attraverso il quale tutti coloro che avevano un progetto sulla Pedemontana potevano presentarlo. Adesso abbiamo costituito una commissione per la valutazione di questi progetti. Andremo a premiare quel progetto che riuscirà a dare maggior risalto, riscontro a quelle che sono le caratteristiche di questo territorio. Non premieremo il progetto, ma bensì quell'amministrazione locale che renderà concreto il progetto stesso, perché se andassimo a premiare il progetto magari poi il progetto va a finire in un cassetto, invece finanziamo la realizzazione del progetto stesso. Questo dovrebbe far nascere, sono 70 progetti presentati, tutta una rete di interessanti spunti per il territorio, perché ricordiamo insomma la Pedemontana è una bellissima area, un bellissimo tematismo, ma che deve ancora crescere per quanto riguarda la capacità di accoglienza turistica e la cultura di accoglienza deve essere ancora sviluppata.
Ultima cosa, Assessore, siamo a Milano nel 2015, questa grande Expo, in che modo il Veneto sta per accogliere questa opportunità? Da poco è stata costituita una cabina di regia proprio per mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti privati e pubblici che hanno interessi e iniziative sull'Expo. Questo dovrebbe permetterci di presentarci con un'unica strategia, con un'unica sinergia. Stiamo ad esempio incentivando le corse dei treni ad alta velocità che collega Venezia a Milano, quindi dando l'opportunità ai 6 milioni di visitatori che dovrebbero arrivare da fuori Italia di fermarsi sul nostro territorio, di scegliere Venezia come aeroporto, come porta d'ingresso per l'Expo, e quindi stiamo organizzando perché ci sia un ottimo riscontro all'interno dell'Expo, ma un ottimo risultato in termini di gestione dei visitatori fuori dal salone. Io ringrazio Marino Finozzi, Assessore al Turismo della Regione Veneto, e qui dalla BIT, dalla Borsa del Turismo di Milano è tutto, ridiamo la linea allo studio.